2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Prova, prova. Prova, prova.
Buongiorno, accomodatevi, diamo volume così sentono tutti che siamo qua. Dopo sbassemo. Dopo passiamo un po', ma dopo. Grazie. Buongiorno, prendete posto, la firma viene raccolta in postazione, non serve che raggiungiate. Raccogliamo le firme. Prego, inserite le schede, mancano pochi consiglieri per iniziare. Buongiorno. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti, prendete posto, iniziamo il Consiglio. Buongiorno. Buongiorno, prego. Chi deve ancora firmare resti pure in postazione, sono i commessi che vi raggiungeranno. Prendete posto per favore. Consigliere Rigo, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Ricordo che noi oggi apriamo il Consiglio in una giornata particolare, che oggi è il 10 di febbraio, ricorre la data della giornata del ricordo. 10 febbraio del 47 fu sottoscritto il Trattato di Parigi con la cessione, ricordo, alla Jugoslavia della città di Zara, la sua provincia, gran parte della Venezia Giulia, l'Istria e ovviamente il Quarnaro. Giornata del ricordo che tengo a ricordare, che ha una contabilità tragica, oltre 11.000 persone infoibate, quindi trucidate, 300.000 esuli, dei quali almeno 20.000 qui in Veneto. Io mi fermo qui, non sto a raccontare tutto quello che rappresenta questo ricordo, che è un ricordo tragico di quello che è accaduto, che non ha colore politico, però ci tenevo a ricordare che in una giornata come questa un consiglio così autorevole come quello nostro non può ricordare quello che è accaduto con la tragedia delle foibe e della grande diaspora istro-veneta che ha coinvolto più di 300.000 persone. Grazie. Allora, per iniziare il Consiglio do due comunicazioni veloci. Appena finito il Consiglio oggi, conferenza di capigruppo, perché c'è una novità rispetto all'ordine del giorno che avevamo già, scusatemi, al programma che avevamo già stabilito, e poi ufficio di presidenza. Faremo subito veloci. Considero che se chiudiamo il Consiglio, poi valuteremo poi strada facendo che pausa pranzo garantire ai consiglieri poi per le diverse attività, non necessariamente solo per l'alimentazione, ma ve lo dirò verso la fine, vi farò una proposta, vedendo anche, diciamo, quale sarà l'attività che riusciremo a fare in mattinata. Punto 1 per andare veloci. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Per favore, è sana sempre l'alimentazione, dipende da quale si sceglie. Scusate un attimo, se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale della quarta seduta pubblica di martedì 3 febbraio. Punto 2. Hanno comunicato il congedo il Presidente Alberto Stefani per motivi istituzionali e il consigliere Morosin Alessio per motivi personali. Punto 3. Interrogazioni e interpellanze. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e interpellanze legato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Punto 4. Prego. Se attinete a quello che stiamo facendo. Prego. Date la parola al consigliere. Sì, volevo semplicemente ribadire quello che avevo detto l'altra volta in capogruppo e che lei ha anche sollecitato, che insomma, visto adesso ci sono già 5 interrogazioni scadute e le altre, insomma, se la Giunta riesce a dare risposta, perché sennò passa veramente troppo tempo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cunegato. Punto 4. Altri interventi? Rispetto a questo no, via. Punto 4. Disegno di legge relativo a istituzione del nuovo comune denominato Castegnaro-Nanto, mediante fusione dei comuni di Castignero e Nanto della provincia di Vicenza. Esiti referendari. Progetto di legge numero 3, 12ª legislatura, progetto di legge 332, 11ª legislatura, relazione della prima commissione consigliare. Relatore è stato sarà il Presidente Tomaello. Termine per la presentazione degli emendamenti lunedì 9 febbraio 2026, ore 12:30, non ci sono stati emendamenti. Durata degli interventi in base all'articolo 93, e passerei la parola ovviamente per l'illustrazione al relatore, il Presidente consigliere Andrea Tomaello. Prego. Grazie Presidente, non posso che unirmi
alle sue parole di inizio seduta, che condivido in pieno, una giornata importante soprattutto per il nostro territorio. Per quanto riguarda invece la discussione del punto all'ordine del giorno, il PDL numero 3, ricordo che è un PDL ereditato dalla precedente legislatura, che aveva il numero 332, oggi è la conclusione di un iter della fusione di due comuni di Castignero e i comuni di Nanto, e anche gli esiti referendari. La Costituzione, agli articoli 117 e 133, prevede che le regioni possano modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge. La legge regionale, per l'appunto la numero 25 del 24 dicembre 1992, disciplina le variazioni delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni. Alla luce di questa normativa, i due comuni di Nanto e di Castignero, nell'aprile del 2025, hanno chiesto tramite PEC alla Giunta regionale di rendersi promotrici di un disegno di legge di fusione dei comuni. Entrambi i comuni hanno votato, devo dire all'unanimità, in Consiglio comunale le varie proposte. A queste sono state allegate degli studi di fattibilità che hanno supportato la domanda di fusione dei comuni, e naturalmente è stato richiesto di dare avvio all'iter del referendum alla Giunta regionale e al Consiglio. Il referendum, dopo tutti i passaggi naturalmente che evito di elencare, ma che molti consiglieri che erano qua nella scorsa legislatura conoscono, quindi tutti i passaggi in Giunta e nelle commissioni competenti e nel Consiglio, il referendum si è tenuto il 18-19 gennaio 2026. Nel comune di Castignero ha votato il 38,65% degli elettori, e i voti validi, ovvero i sì, sono stati pari all'83,2%. Nel comune di Nanto ha votato il 46,38% degli elettori e i sì sono stati il 70,54%. Ricordo che secondo la legge regionale il quorum in questo caso era previsto al 30%. La prima commissione si è pronunciata nella seduta di gennaio di qualche settimana fa, i consiglieri componenti lo sanno bene, si è pronunciata all'unanimità verso questo risultato. Ora noi dobbiamo votare il disegno di legge che istituisce il comune unico di Castignero e Nanto. Come avete visto probabilmente dei documenti che avete nel drive, la legge si compone di 5 articoli, sia della denominazione nuova sia di tutto il procedimento che è stato fatto. Probabilmente, riuscendo a votare oggi questo disegno di legge, il comune nuovo di Castignero e Nanto riuscirà ad andare ad elezioni a maggio. Faccio solo in conclusione due riflessioni. Certo, l'affluenza non è stata altissima, ma abbiamo due forti volontà popolari, verso la costituzione del nuovo comune. L'unanimità che i due consigli comunali hanno votato nell'aprile del 2025 e la grande maggioranza che al referendum hanno avuto i sì. E poi naturalmente una riflessione personale, visto anche le discussioni di questi giorni sull'assetto istituzionale degli enti locali. Quando due territori all'unanimità e anche con una forte spinta popolare decidono di unirsi in un'ottica di razionalizzazione delle spese, di efficientamento della macchina amministrativa, è sicuramente una cosa positiva, è sicuramente una cosa apprezzabile, un senso di responsabilità maggiore che penso che anche tutto il Consiglio debba tenerne in considerazione. Naturalmente grazie all'assessore Zecchinato che è stato presente in Commissione, che ha seguito tutto l'iter anche nella scorsa legislatura come consigliere, e che poi anche darà seguito al disegno che oggi spero voteremo. Grazie. Grazie consigliere Tomaello. È aperta la discussione. Consigliera Luisetto. Grazie Presidente. Solo per sottolineare, noi avevamo seguito nella passata legislatura in Commissione Bilancio il grande lavoro dei comuni di Castignero e Nanto per arrivare a questo esito. È stato un lavoro partito da lontano, erano già reduci da un percorso difficile di una fusione anche con il comune di Longare più grande, che non era
andato in porto e sono riusciti questa volta a costruire veramente un percorso tappa per tappa, passo per passo. Avevamo udito sia la sindaca Vecchiati e il sindaco Montan e avevamo potuto apprezzare la fatica di mettere insieme servizi, percorsi e comunità. Devo dire che Castignero Nanto è un esempio di fatica e di condivisione. Non ci sono stati nemmeno comitati per il no, quindi c'è stata un'unanimità, una condivisione davvero trasversale e la consapevolezza che mettendosi insieme si riusciva ad efficientare e a costruire percorsi di prospettiva. Questo si inserisce nel quadro di un PRT, di un piano di riordino territoriale che dal 2021 dovrebbe informare le attività di questo Consiglio e della Giunta, ed è un piano che ci dice che dovremmo arrivare entro il 2030 a 500 comuni. C'è ancora molta strada da fare, l'obiettivo di per sé non era nemmeno così ambizioso, credo dovremmo puntare ad un obiettivo ancora più ambizioso e a ridurre ancora di più le inefficienze, cercando di accompagnare sempre di più i comuni in percorsi virtuosi. Quindi l'auspicio nel dichiarare insomma, il nostro favore a questo provvedimento, ma lo dirà il vicepresidente Galeano, l'auspicio è che si rientri nel solco del PRT e si prosegua a sostenere i comuni nelle attività di fusione, sostegno economico, ma anche di accompagnamento e formazione che speriamo in questo mandato si rafforzi sempre di più. Grazie consigliera. Consigliere Galeano. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, in linea con le parole appena pronunciate dalla consigliera Luisetto e con quanto già manifestato in sede di Commissione, esprimiamo ovviamente con favore il voto nei confronti di questo punto all'ordine del giorno. E volevo sottolineare alcune cose che riprendo anche dall'intervento che feci al primo Consiglio di questa 12ª legislatura, dicendo che ritengo che il PRT sia stato uno dei migliori lavori svolti durante la passata consigliatura e che sia una traccia su cui lavorare per portare i comuni a risultati come quelli che andiamo a votare oggi fra Castignero e Nanto. Aggiungo una cosa, in molti anni da sindaco e vivendo tante delle assemblee nazionali dell'ANCI, un pensiero mi è rimasto sempre impresso e di come la fascia tricolore, ovvero il simbolo dello Stato, sia indossato dai sindaci, e questo non è un caso. Sono l'unica istituzione che riporta questo simbolo, che indossa questo simbolo, a testimonianza del fatto che i comuni sono l'ossatura, la struttura, la colonna portante del nostro Stato, della nostra nazione. Ecco perché io penso che ogni politica che non investe nei comuni e negli enti locali sia una politica miope, perché lo vediamo anche col PNRR, nella capacità di spesa dei fondi da parte del comune, o nel fatto che i sindaci sono comunque l'istituzione ancora più sentita, vicina e credibile da parte della cittadinanza. Quindi tutto questo testimonia di come gli enti locali, ripeto, comuni, potrebbero esserlo anche le province, ma su questo si aprirà un discorso più avanti, insomma, anche con gli altri punti all'ordine del giorno che avremo successivamente. Gli enti locali sicuramente sono ossatura del nostro Stato. Ripeto, ecco perché penso che politiche che non investono sugli enti locali sono politiche miopi, però è anche vero che i sindaci, i comuni devono saper giocare al meglio le carte che ci sono sul tavolo per consentire il futuro migliore alle loro comunità. E quindi valutare oggi l'ipotesi di fusione, soprattutto per comuni di certe dimensioni, piccole o medio-piccole, penso che sia guardare in maniera positiva e con lungimiranza a quelli che sono gli effetti, gli assetti istituzionali futuri. I contributi sono molti, quelli che arrivano dallo Stato, sono portati nel giro di pochi anni da 10 a 15 anni di contributi, si sommano a questi i contributi regionali e quindi oltre a questo anche la capacità di creare un po' di economie di scala nella gestione del personale sono tutti elementi che consentono di dare maggiori risposte rispetto a quelle che, mantenendo l'assetto, diciamo, di derivazione, possono invece essere date alle comunità. Ricordiamo come l'Europa ha spinto anche verso gli ATS. Scusate, c'è il consigliere, fra l'altro è vicino a voi, parlatori.
Grazie. Gli ATS e tutte altre situazioni in cui vengono incentivate, per non dire obbligate, insomma, queste collaborazioni, proprio perché le risposte che siamo chiamati a dare a oggi, che sono chiamati a dare oggi gli enti locali, devono essere all'altezza dei tempi e si devono confrontare con bandi, burocrazia e strutture ben più grandi rispetto a quelle che magari un singolo dipendente o 2 dipendenti di un certo settore riescono ad affrontare. Ecco perché, ripeto, valutiamo positivamente questa esperienza e penso che dovremmo cercare di accompagnare anche altri comuni che si trovano in questa situazione, ma anche di dimensioni maggiori, nel valutare positivamente questo tipo di soluzioni per, nella libertà, ancora finché è data a questi enti prima che siano obbligati a farlo, valutare di governare il futuro piuttosto che di subirlo. Quindi anticipo il fatto che insomma, ci sarà il supporto a questo ordine del giorno e continueremo anche il lavoro nelle commissioni deputate, nelle sedi deputate, per cercare di far sì che tutti i comuni colgano al meglio le opportunità che derivano dalle fusioni. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maltauro. Sì, grazie Presidente. Importante per i comuni di Castignero e di Nanto, 2 comuni piccoli che oggi si trovano di fronte a situazioni complesse sotto il profilo del personale, sotto il profilo della spesa corrente. È importante più in generale per l'area iberica, che è un'area territoriale complicata, che ha delle sue caratteristiche peculiari difficili e che ovviamente con una rete più sinergica e efficace tra i comuni riesce ad avere anche un afflato, una progettualità molto più efficace sul territorio. Ne approfitto solo per sottolineare 2 aspetti. Il primo, la dovuta espressione della gratitudine all'assessore Zecchinato, che peraltro proviene da quell'area e che in questi anni si è impegnato in questo senso, e dall'altro l'importanza di arrivare oggi in Consiglio regionale per far sì che questo nuovo comune di circa 6.000 abitanti vada al voto nella tornata elettorale della primavera di quest'anno, perché altrimenti avremo un commissariamento prolungato che evidentemente è anche poco rispettoso rispetto agli elettori e agli abitanti di Castignero e Nanto che sono andati in massa a esprimere un voto favorevole da questo punto di vista. Quindi bene, avanti, noi siamo a favore, sono a favore come consigliere regionale vicentino, siamo convintamente a favore come Forza Italia, importante proseguire il percorso nelle tempistiche, continuando l'attenzione che abbiamo dimostrato in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Grazie consigliere. Consigliere Sumsky. Grazie, buongiorno, saluto a tutti. Sull'argomento abbiamo espresso il parere favorevole, in particolare perché c'è la comunità che ha fatto una scelta, quindi non è un'imposizione, per noi questo è fondamentale, perché ovviamente deve essere questo passaggio. Un rammarico, il fatto che anche qui la gente non vada su una cosa così importante come un cambiamento epocale di comunità massicciamente a esprimere un'adesione o il proprio parere, ma su questo sarà anche un altro elemento da lavorare perché il distacco dalla cosa pubblica e da chi amministra sta diventando sempre più grande. Comunque, diciamo, questo è fatto estremamente positivo e soprattutto per comuni di queste dimensioni credo che il lavoro culturale per le amministrazioni e per le popolazioni sia questo da fare. Mi auguro che mai però si arrivi a un obbligo di torto collo, perché sarebbe una violazione delle scelte dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Sumsky. Consigliere Lovat, prego. Grazie, mi permetto di aggiungere solo una cosa, nel condividere quanto è stato detto. Mi collego all'ottimo intervento del collega Pressi a inizio legislatura, che ci ammoniva a non avere come unico criterio di decisione nello svolgimento delle nostre funzioni il criterio di tipo economico. Nel dar luogo a queste razionalizzazioni, che sono auspicabili per tutti i motivi finora espressi, noi dobbiamo tuttavia sempre rispettare l'identità specifica dei comuni dal punto di vista storico, culturale, geografico, tradizionale. Per cui, per esempio, nel caso specifico, la assolutamente logica fusione tra i 2 comuni in questione non trovò invece l'adesione del vicino comune di Longare ed è giusto perché la realtà è diversa. Per cui nel procedere in questa esigenza di razionalizzare l'impianto amministrativo complessivo non si dimentichi mai
di tenere in considerazione anche aspetti che contano per il cittadino e per la comunità, almeno quanto l'aspetto economico. Grazie. Grazie consigliere Lovat. Prima di passare la parola, immagino l'ultimo intervento prima della votazione, vi dico che c'è giunta la giustificazione del consigliere Bozza. Assessore Zecchinato, prego. Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Tomaello che sia in Commissione che qui insomma, ha diretto i lavori e la presentazione del progetto di legge, ma mi corre l'obbligo anche di ringraziare l'ex assessore Francesco Calzavara perché questo è un processo che parte nella scorsa legislatura con il piano di riordino territoriale. E ho sentito tutti gli interventi dei consiglieri e mi trovate perfettamente in linea con voi. Questa è una scelta del territorio, una scelta che non è un'imposizione e va nel pieno rispetto della specificità e identità di un territorio. Se pensiamo che questi due comuni sono così vicini che il municipio di entrambi si trova a circa 1 chilometro di distanza l'uno dall'altro, per cui veramente un territorio molto vicino e che già lavora assieme. E citavo il piano di riordino territoriale ed è un piano che sta funzionando, nel senso che posso già darvi alcuni dati dal 1994 ad oggi. Chiaramente non c'era questo piano, però si erano già avviate le fusioni, abbiamo avuto 46 fusioni. Dal 2011 ad oggi abbiamo avuto 46 studi di fattibilità, quindi pensate che attività e che dinamismo c'è sul territorio. E si incentivano sostanzialmente le fusioni, come in questo caso, si incentivano le unioni di comuni, le unioni montane, le intese programmatiche d'area e le conferenze dei sindaci. Proprio in questi giorni in una giunta, credo, non so se probabilmente oggi approveremo anche i criteri per i contributi straordinari ai comuni che si fondono, per cui c'è un'attività che si sta facendo sul territorio, sto facendo anche personalmente degli incontri e vedo molto interesse. Quindi presumo che in questa legislatura vedremo varie richieste comunque di studi di fattibilità ma anche di fusioni, per cui anch'io faccio gli auguri a questi due comuni che andranno al voto in primavera e quindi formeranno il nuovo comune. Ringrazio tutti i consiglieri della prima commissione che hanno votato a favore, anche quelli qui presenti oggi. Credo che ci sarà, spero, un voto unanime su questo importante provvedimento, ma ringrazio anche, ripeto, l'ex assessore Calzavara e il presidente Zaia perché nella scorsa legislatura insomma si è fatto un gran lavoro. Grazie. Grazie, rendiamo merito al lavoro dell'assessore, sono anch'io concorde su questo, l'assessore Calzavara. Dichiaro chiusa la discussione generale e passerei alla votazione. Attenzione, votiamo articolo per articolo, sono 5 articoli se non ricordo male, quindi apro la votazione per l'articolo numero 1. Se avete problemi alzate la mano. Forza. Sì, sì. Votazione chiusa. Approvato con 45 voti favorevoli e 0 contrari. Articolo numero 2, aperta la votazione. Forza, ne manca ancora uno. Votazione chiusa. Approvato con 46 voti. Articolo 3. Aperta la votazione.
Votazione chiusa. Approvato con 46 voti. Articolo 4, aperta la votazione. Votazione chiusa. Approvato con 45 voti. Articolo 5, aperta la votazione. Votazione chiusa. Approvato con 46 voti. Dichiarazione di voto? Voto finale? Apro la votazione. Voto finale. Forza. Chiusa la votazione. Approvato con 46 voti. Grazie. Punto 5. Prestate un attimo di attenzione. Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 6,38 a 6,43 della legge 30 dicembre 2025. Montanariello, per favore. Numero 199. Beh, scusa, ma la discutiamo dopo ste robe. Avete un capogruppo? Dopo abbiamo conferenza dei capigruppo. Per favore. Impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge numero 199/2025. Proposta per il Consiglio regionale. Legge numero 199/2025, articolo 1, proposta di deliberazione, relazione della prima commissione consigliare. Passo la parola al Presidente Tomaello. Prego. Buongiorno e grazie. Con l'articolo 3 del decreto legge 35 del 2013, convertito con modificazione della legge numero 64 del 2013, lo Stato venne autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle regioni per favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Per l'erogazione dell'anticipazione era prevista la presentazione da parte delle regioni di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi, esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e la sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione, con definizione delle modalità di erogazioni e di restituzioni delle somme comprensivi di interessi in un periodo non superiore a 30 anni. La Regione Veneto ha quindi sottoscritto nel 2013 e nel 2014 2 contratti di anticipazioni di liquidità a tasso fisso con il MEF, rinegoziando successivamente il primo nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, commi 597 e 601 della legge 234 del 2021. Al 31/12/2025 l'ammontare residuo di oneri tra quote capitali e interesse da corrispondere al MEF è di circa 1,3 miliardi di euro, così articolati nel periodo 2026-2044 60,4 milioni annui, nel periodo 2045-2051 27 milioni annui. Pur non trattandosi di vero e proprio indebitamento, la presenza del Fondo Anticipazioni di Liquidità, così chiamato FAL, nei bilanci delle regioni ha rappresentato via via negli anni un crescente problema operativo e contabile per gli enti, portando anche le regioni che non presentavano disavanzo tecnico reale ad essere considerate come enti contabilmente in disavanzo. Ciò ha imposto importanti limitazioni nell'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione, rappresentando altresì un ostacolo all'applicazione della norma
che prevede lo sblocco degli accantonamenti effettuati a titolo di contributo alla finanza pubblica, destinabili al finanziamento di investimenti. Nel corso del 2025, nell'ambito delle interlocuzioni con il Governo circa la consistenza dei contributi assicurati dalle Regioni ai saldi di finanza pubblica, queste hanno avanzato la proposta di venire ad una norma per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità. Tale proposta è stata accolta dal Governo nella legge di bilancio dello Stato 2026, numero 199-2005, sono stati inseriti all'articolo 1 appositi commi. Il comma 638 cancella a decorrere dal 1 gennaio 2026 la restituzione degli oneri delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le suddette anticipazioni, determinando il mancato incasso da parte dello Stato dei crediti vantati nei confronti delle Regioni. A compensazione, il comma 640 prevede il versamento delle Regioni all'entrata del bilancio statale in ciascun anno dal 2026 al 2051 di un corrispondente annuo 60,4 milioni dal 2026 al 2024 e 20,7 milioni dal 2045 al 2051. Tali contributi vanno versati entro il 30 giugno di ciascun anno, dal 2026 al 2051. Qualora il versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, ad esclusione dei conti riguardanti la sanità. La presenza del FAL nei bilanci regionali come componente riduttiva del risultato di amministrazione volta ad evitare l'utilizzo per nuove spese delle anticipazioni ricevute ha rappresentato via via negli anni un'importante limitazione all'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione. La sua cancellazione produce dunque una più veritiera rappresentazione del risultato di amministrazione. Anche una regione virtuosa come il Veneto, in avanzo sostanziale, non figurerà più in disavanzo formale. Un suo miglioramento, un ampliamento dei suoi margini di spendibilità, innanzitutto della quota vincolata e accantonata, ma anche della quota eventualmente libera. Va detto che lo Stato, per evitare riflessi negativi sui saldi di bilancio della pubblica amministrazione rispetto alla situazione attuale che sarebbero determinati dal suddetto allargamento di spesa, ha condiviso con le Regioni e inserito nel comma 639 una limitazione all'utilizzo futuro dei margini di spesa finanziabili con l'avanzo. Le Regioni che non rispettano i limiti di applicazione dell'avanzo sono tenute a versare alle entrate del bilancio dello Stato entro 60 giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Di conseguenza, con nota datata 15 gennaio 2026, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha richiesto alle Regioni di impegnarsi con apposita deliberazione del Consiglio regionale ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge 199 del 2025. Va precisato infine che il gruppo di regioni, comprendente Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, beneficia in base all'allegato 7 citato al suddetto comma 642, oltre che della spendibilità registrata con il rendiconto 2024, anche di un margine ulteriore complessivo di 160 milioni per ciascun anno del periodo 2026-2030. Dopo la delibera di Giunta, la proposta è stata naturalmente illustrata in prima commissione e ringrazio l'assessore Giacinti per la presenza e anche per l'illustrazione insieme a tutta la sua struttura che era presente in commissione. E la proposta, trattandosi naturalmente di una proposta diciamo prettamente tecnica e anche condivisa con altre regioni, con la conferenza Stato-Regioni, è stata licenziata all'unanimità e oggi è al voto del Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Tomaello. È aperta la discussione, prego. Ricordo che il provvedimento, se non ricordo male, non ha emendamenti. Prego. Consigliere. Grazie Presidente, sì, non ha emendamenti il provvedimento e anche in Commissione insomma, la discussione che abbiamo avuto anticipava già che avremmo espresso un voto favorevole nei confronti di questo ordine del giorno. Un ordine del giorno che ha una natura molto tecnica, è evidente,
che però va contestualizzato perché è una risposta tecnica ad un contesto politico che è comunque molto chiaro. Allora, le regioni perché arrivano a fare una richiesta in maniera trasversale allo Stato, in conferenza Stato-Regioni, per liberare, fra virgolette, queste risorse che però poi avranno molto prevedibilmente un utilizzo abbastanza vincolato in fase di spesa dell'avanzo. Arrivano a fare questa richiesta perché ovviamente c'è una strangolatura a cui non riescono a far fronte le regioni tanto come gli enti locali. Noi sappiamo che nella legge di bilancio 2025 a livello centrale, quindi il governo statale, ha imposto tagli agli enti locali e alle regioni per oltre 4 miliardi, con evidenti ripercussioni in senso negativo sul trasporto pubblico locale, la spesa per i servizi sociali, la qualità dell'aria, gli investimenti, insomma tutte materie che significano in maniera molto concreta interventi e risposte ai territori. Le regioni arrivano a fare questa richiesta e ottengono la gentile concessione del governo perché altrimenti, come diciamo noi in dialetto, saremmo stati becchi e bastonai. Nel senso che se da una parte ci sono tagli, appunto, come si diceva prima, per oltre 4 miliardi in 3 anni, avremmo avuto anche il congelamento, il mantenimento del congelamento di quella parte di spesa se non fosse stata concessa la riclassificazione di queste voci, appunto, inerenti al FAL. Pertanto le regioni si attivano per cercare di galleggiare e dare quantomeno il minimo di risposte che servono ai territori. Il governo concede questa opportunità controbilanciando, ma non in tutto, quindi solo in parte, quello che di fatto viene tolto con i tagli di cui sopra. Allora, ripeto, è un voto tecnico che sicuramente dà alcuni margini e un po' di ossigeno per alcuni interventi in fase di bilancio e poi spesa dell'avanzo più avanti, quando vedremo nei prossimi mesi successivi documenti, consuntivo in primis. Però dobbiamo anche, ripeto, contestualizzare il fatto che questa iniziativa tecnica si inserisce in un contesto in cui di fatto si appare virtuosi dal punto di vista dei numeri in senso stretto, ma occhio a farsi belli con il termine virtuosi nel momento in cui questa virtuosità corrisponde poi a tagli in servizi, risposte e interventi per i territori, per i cittadini e le comunità. Pertanto, ripeto, il nostro voto sarà favorevole. Il contesto però politico in cui esso interviene va assolutamente monitorato e bisogna cercare di dare, per gli stessi motivi di cui dicevo prima, delle risposte assolutamente diverse. Sappiamo che su questo la narrazione di Meloni e di Salvini è diametralmente opposta rispetto a quello che per anni hanno detto in campagna elettorale, nel senso che la virtuosità, il rispetto dei parametri, l'Europa erano stati tutti dei disvalori come elementi di compressione delle risposte per i territori. Oggi invece la virtuosità viene venduta tout court come un valore rispetto dei conti, è diventato il mantra sia per la Presidente del Consiglio che per il Vicepresidente. Quindi, ripeto, è un contesto che va assolutamente analizzato. Voteremo favorevoli perché se c'è dell'ossigeno da dare alla nostra Regione noi lo diamo, siamo qui per lavorare per il bene del Veneto e non certo per una contrapposizione politica pregiudiziale, però non mancheremo di essere puntuali nella conseguente azione di analisi del bilancio. Grazie. Grazie consigliere Galeano. Consigliera Ostanel. Sì, grazie Presidente. Ma solo un punto più politico e forse meno tecnico. È ovvio che anche per quanto ci riguarda voteremo a favore di questa PDA, che è un atto tecnico. Così è stato discusso non solo in Commissione prima, ma anche in altre regioni, penso alla Toscana e all'Emilia Romagna. Cioè tutte le regioni hanno affrontato il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi in forma tecnica. Però mi piacerebbe portare in quest'Aula un punto politico, visto che settimana scorsa abbiamo parlato tanto di autonomia. Una regione dovrebbe poter dire, io credo, come poter indirizzare i fondi eventualmente disponibili che verrebbero liberati. Io penso che la regione dovrebbe poter dire al governo, in una visione che qui è tutta centralista, come effettivamente le risorse liberate potrebbero dare a vantaggio dei nostri territori. La visione di questo provvedimento tecnico, voluto appunto
dal governo è un provvedimento fortemente centralista. Allora, siccome qui abbiamo discusso di autonomie territoriali, il punto politico è: ma noi potremmo prevedere, ad esempio, che questi fondi non fossero impegnati in forma infruttifera, cioè potrebbero essere messi a spese dedicate a quelle che sono le maggiori emergenze che noi abbiamo di fronte a noi? Penso al welfare, penso a delle spese di investimento, penso a come noi potremmo effettivamente mettere a terra i fondi liberati da un provvedimento tecnico ma che poi deve diventare politico. Allora, questa è la discussione che io credo, in particolare penso alla maggioranza che sta governando questa regione, dovrebbe essere stata fatta. Abbiamo margini di manovra? Quali? Abbiamo un vincolo imposto da cui invece noi ci possiamo liberare? Sì o no? Le investiremo con un chiaro indirizzo ad investimento e quindi massimizzando queste risorse? Sì o no? Questi sono i punti politici. Non sono membro della prima commissione, ho letto i verbali delle vostre discussioni, ovviamente dei commissari membri e del presidente, del vicepresidente. Ovviamente il punto è di contenuto, cioè noi riusciamo da qui a quando questi fondi verranno effettivamente messi a terra impegnare la Giunta, questo Consiglio, a indirizzarli verso i punti che riteniamo essere più urgenti? O ad esempio, quando discuteremo di bilancio in quest'Aula, questo provvedimento sarà integrato all'interno di quel ragionamento? No, perché l'ho visto nella discussione di bilancio della prima commissione, però vede, io penso, Assessore, che invece aver fatto un ragionamento di inserire all'interno del nostro bilancio un ragionamento, non perché so benissimo che i fondi tecnicamente sono diversi, ma dal punto di vista invece della programmazione, dal punto di vista politico, io penso che il ragionamento sarebbe stato meglio farlo in sede, diciamo, almeno congiunta. Ecco, quindi il punto è dove poi noi indirizzeremo queste risorse e che margine di autonomia la Regione del Veneto si vuole prendere rispetto ad una visione centralista di un provvedimento. Questo contributo ovviamente non cambia il voto che darò o daremo a questo provvedimento, ma penso che in un'aula del Consiglio anche portare, diciamo, un dibattito più di visione possa essere sempre utile. Grazie. Grazie consigliere Ostanelli. Altri interventi? Assessore Giacinti. Allora, intanto ringrazio per il dibattito in prima commissione, buongiorno a tutti. Sì, è una delibera sicuramente di carattere tecnico, ma che ha delle implicazioni importanti anche di carattere politico. Si supera un problema che è tecnico, appunto, che è operativo ed è contabile, ma si certifica, tolto dal campo i FAL all'interno della nostra contabilità, come la nostra regione, che non presenta un disavanzo reale, possa essere considerata non più come regione contabilmente in disavanzo proprio per la presenza dei FAL all'interno del nostro bilancio. Quindi c'è questa cosa positiva. L'altra è appunto quella che dicevate giustamente anche voi, della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione con un importo molto più elevato rispetto a quello che eravamo abituati ad utilizzare. Ecco, per ciò che riguarda l'intervento della consigliera Ostanel, ecco, ritengo che ovviamente questo non può essere inserito in bilancio perché dobbiamo prima andare a determinare l'avanzo di amministrazione con rendiconto e poi in un momento successivo potranno essere utilizzate queste risorse. Ma anche qui non è che abbiamo dei vincoli, abbiamo vincoli derivati da quella parte di risorse che confluiscono nell'avanzo. Ad esempio vi sarà una quota vincolata per la salvaguardia di Venezia, ma ci saranno anche quote libere che poi potranno essere utilizzate secondo le scelte politiche che in totale autonomia il Consiglio regionale del Veneto vorrà fare. Quindi ecco, da questo punto di vista non c'è alcuna imposizione da parte dello Stato su quelle che sono le utilizzabilità di questi maggiori spazi di spesa.
I vincoli sono ovviamente, come per il resto, come era prima, per l'utilizzo dell'avanzo, dati appunto dalla fonte di queste risorse. Grazie Assessore Giacinti. Non c'è nessun altro prenotato, direi che è chiusa la discussione generale. Ci sarebbero le dichiarazioni di voto che per chi le ha già fatte direi che potremmo considerarle già fatte, chi non le ha ancora fatte se le vuol fare le fa. C'è qualche dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Ah no, c'è un iscritto. Consigliere Sumschi. Grazie. La dichiarazione, sì, il voto nostro è puramente tecnico, trattandosi tra l'altro dell'ufficio tecnico, perché dal punto di vista politico è la dimostrazione del strangolamento, come è stato detto da altri, che viene fatto nei confronti degli enti locali e della gestione inefficiente e centralistica dello Stato. Grazie consigliere Sumschi. Consigliere Baldan, prego. Si sente? Perfetto, grazie. E solo per confermare che come movimento votiamo a favore, perché l'altra volta non avevamo manifestato il voto sulla discussione, quindi è innegabile che tutto quello che possa migliorare, anche se tecnicamente c'è un po' meno brusio, grazie. Per favore date più voce e vi chiedo per cortesia silenzio perché sta parlando del Consiglio. Grazie. C'è la possibilità ovviamente di migliorare, ringrazio l'assessore, ovviamente per quel che sarà l'eccedenza di questo utilizzo di accantonamento del fondo che viene scorporato dalle passività sostanzialmente, quindi libera bilancio, se ci sarà comunque una specifica particolare su come verrà utilizzato al di là dei vincoli che sono previsti. Dopodiché gradirei anche dal punto di vista politico, perché siccome io credo poco ai regali, anche se si può quantificare, visto che nel documento non è specificato, io apprezzo lo sforzo del governo di togliere gli oneri finanziari, se vorrei capire a quanto ammontano questi oneri finanziari e di che cifra dal lato ovviamente tecnico stiamo parlando. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere Baldan. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, fermi tutti. C'è solo una precisazione da parte dell'assessore Giacinti. Prego. Ho sbagliato. Per quello che riguarda l'ammontare, è stato detto prima dal consigliere presidente Tomaello, che nella sua relazione ha individuato in 163 milioni di euro rispetto ai 66 attuali il livello, ma l'aveva già detto appunto il consigliere Tomaello. Grazie Assessore. Altri iscritti? Dichiarazioni di voto? Voto. È aperta la votazione. Mette a posto per favore. No, devo salire un po'. Sono 47. La votazione è chiusa. Approvato con 46 favorevoli. Punto 6. Mozione numero 2 presentata dai consiglieri Luisetto, Manildo, Dalla Pozza, Michalizzi, Sambo, Cunegato, Ostanel, d'ora poi dirò e altri. La Giunta regionale ascolti i territori e individui le aree di salvaguardia, delle captazioni acquedottistiche approvate dal Consiglio di Bacino Bacchiglione. Prego per l'illustrazione, consigliera Luisetto. Grazie Presidente. Questa è una mozione che nasce già dalla scorsa legislatura, quando, dopo che l'azienda Silva ha sostanzialmente presentato la richiesta per la realizzazione di una piattaforma multifunzionale per il trattamento di rifiuti pericolosi e non nel quadro tra il comune di Montecchio Precalcino e nel comune di Montecchio Precalcino, ma che interessa anche il comune di Due Ville, si era rinvenuto un grande rischio a nostro avviso per la salute e la tutela dell'acqua di quel territorio. Questa è una mozione che riguarda due territori, il Vicentino e il Padovano, che
beve l'acqua che diciamo attraversa e parte da quest'area. È una mozione che chiede un impegno condiviso, che alcuni di noi, anche in quest'Aula, trasversalmente, al di là dei partiti, si sono già presi di fronte ai cittadini dei comuni coinvolti. L'impegno è quello di tutelare l'acqua e tutelare un territorio che ha un'importanza cruciale appunto per 2 province. È uno dei bacini acquiferi più grandi e più preziosi e più ricchi d'Europa. Che insiste tra i comuni appunto di Montecchio e Due Ville e che, è bene ricordarlo, Due Ville non ha l'allaccio all'acquedotto ad oggi, cosa che comporta tutta una serie di rischi e di fragilità. È per questo che chiediamo alla Regione di fare subito la sua parte. Già riteniamo di essere in ritardo e già chiedevamo che questa mozione venisse calendarizzata e discussa prima. Perché? Perché mentre l'iter autorizzativo della provincia di Vicenza con la valutazione di impatto ambientale sta andando avanti, noi siamo in attesa della Commissione Tecnica Regionale e soprattutto della chiusura del cerchio da parte della Regione dell'approvazione delle aree di salvaguardia. L'approvazione delle aree di salvaguardia prevista per legge e a cui la Regione si deve attenere è fondamentale in questo caso, perché permetterebbe di chiudere veramente la partita e salvaguardare l'intero territorio. L'urgenza non la decidiamo noi in quest'Aula oggi, ma è un'urgenza che ci viene indicata dai comuni, dagli enti gestori, dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, dai cittadini riuniti nel Comitato per la tutela della salute pubblica, che nei mesi e in questo anno hanno lavorato per rendere consapevoli tutti dei rischi di fronte ai quali ci trovavamo, e davanti alla fragilità di quest'area, dove troviamo risorgive, aree naturalistiche tutelate, pozzi che garantiscono acqua potabile al vicentino e al padovano, non è a nostro avviso accettabile attendere. Non è accettabile che una procedura autorizzativa vada avanti mentre le tutele arrivino dopo. Si rovescia così il principio di precauzione. Dobbiamo accelerare. Abbiamo saputo in questi giorni che sembra esserci una convocazione della Commissione Tecnica e chiediamo che a questa convocazione di Commissione Tecnica, che speriamo oggi l'assessore ci confermi, ci sia poi un atto di giunta nel più breve tempo possibile. L'approvazione delle aree di salvaguardia appunto già previste dalla legge ha già avuto l'ok del Consiglio di Bacino Bacchiglione e consentirebbe davvero di tutelare un territorio vasto, la salute di chi vive e di chi beve quell'acqua. La mozione non chiede scorciatoie, non chiede forzature, ma di accelerare un procedimento per un contesto di estrema delicatezza. Lo ricordo, questo impianto andrebbe a stoccare 150 tipi diversi di rifiuti sanitari pericolosi e non, infettivi e non, in un territorio come quello che vi ho descritto, quindi risorgive, un bacino d'acqua preziosissimo, in una provincia collegata ad altre province che ha già vissuto il caso Miteni, che ha già patito che cosa significa inquinamento da PFAS, che sa già che cosa vuol dire non vedere tutelata la propria salute e l'acqua che scorre in quest'area così preziosa. Quindi chiudo dicendo che spero sia un impegno quello condiviso, quello che oggi ci prendiamo a valle di questa mozione, che ha solo l'intento preciso di accelerare l'operazione di risposta della Regione, che a nostro avviso si è già fatta troppo attendere. Grazie consigliere Luisetto. Aperta la discussione generale. Consigliere Cunegato. Sì, devo dire che in campagna elettorale c'è stato un momento di disorientamento collettivo quando poi quello che sarà il futuro presidente Stefani ha detto che essere ambientalisti non è di sinistra. Dopodiché c'è stato anche l'intervento del presidente Zaia all'ultimo convegno della Lega, dove da un lato utopicamente ha invocato un partito moderato, ma dall'altro ha anche detto anche la Lega deve diventare ambientalista. Allora oggi avete in qualche modo l'occasione di dimostrarlo nei fatti, no? Cosa ha detto giustamente la consigliera Luisetto? Che in quest'area a Montecchio c'è un progetto dell'Eco Iridania che prevede di smaltire rifiuti sanitari e di smaltire sabbie da fonderia, proprio sopra una delle falde acquifere più importanti d'Europa. Ecco, guardate, lì è nato un movimento straordinario, Tuteliamo la Salute, che ha raccolto 5.000 firme. Ma la cosa interessante è che tutti, dico tutti,
si sono opposti a questo progetto? No, perché si è opposto Altissimo, che è il più grande esperto di acque della nostra regione, si è opposto Rinaldo, che è il premio Nobel dell'acqua, e alla fine che cosa è successo, ricostruendo la storia, che i sindaci del Padovano, perché proprio i sindaci dei comuni padovani sono quelli che hanno dei cittadini che andranno poi a bere l'acqua che arriva da quella falda lì, si sono opposti, e infine anche i tecnici del Concilio Atto Bacchiglione. Questo ingegnere ha detto quest'estate: viste le integrazioni progettuali pubblicate, rimane conformata alla tipologia di attività delle aree. Si ribadisce pertanto, questo è un tecnico, che l'attività proposta dalla ditta risulta non compatibile con il quadro ambientale sopra riportato. Dopodiché è successa anche una cosa davvero politicamente importante, vero? Perché nell'agosto del 2025 i sindaci del bacino Atto Bacchiglione hanno votato per identificare lì le aree di salvaguardia. Cosa vuol dire area di salvaguardia? Vuol dire che sopra una falda acquifera di questo tipo alcune attività industriali considerate pericolose e potenzialmente nocive non devono essere in alcun modo fatte. Allora, qual è il problema però per cui siamo qua? Che il bacino identifica l'area, ma la Regione ha il dovere di approvare quest'area. Ecco perché, ad esempio, anche la provincia, che doveva concedere o meno la via, si è trovata in una condizione di difficoltà, vero? Che cosa facciamo se c'è l'identificazione ma non c'è ancora l'approvazione? Ecco perché questa mozione che abbiamo scritto sollecita ancora una volta, lo facciamo da tempo, la Regione perché nella commissione tecnica approvi al più presto queste aree di salvaguardia. No? Io credo veramente che dopo aver vissuto il caso Miteni, vero? Un caso in cui di fatto 400.000 veneti hanno bevuto un'acqua inquinata e avvelenata, il più grande scandalo di inquinamento delle acque dell'Europa degli ultimi 30 anni. No? Dopo aver vissuto questo, e vi invito ad andare a Montecchio Precalcino e a visitare questo luogo, perché da una parte c'è questo progetto e intorno, e qua mi permetto di collegarmi a un tema che verrà discusso dopo, no? In un orizzonte quasi distopico ci sono delle cave dove è finito anche il materiale contaminato da FAS della Pedemontana. No? Quindi io credo veramente che bisogna fare presto, bisogna fare veloci, bisogna che la Regione approvi nel minor tempo possibile le zone e le aree di salvaguardia, perché davvero la tutela della nostra acqua è la tutela della nostra salute, e io credo che sia anche un'occasione per la Lega, no? Un partito che aveva il verde del sole e delle Alpi ma che è diventato tragicamente sempre più nero, per fare una scelta che sia del verde che piace a noi. Grazie. Verde. Consigliere, vicepresidente Michalizzi, prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo anch'io su questa mozione perché tocca un tema che ritengo molto interessante e mi aggancio agli interventi dei miei colleghi per fare delle riflessioni ulteriori. Io penso che questa mozione, al di là del fatto tecnico, richiami ad a una riflessione, ci imponga una riflessione insomma, che va oltre all'aspetto tecnico ma che mette a fuoco quello che è la tutela dell'acqua potabile che noi beviamo come cittadini veneti e la tutela delle aree in cui noi andiamo a prelevare quest'acqua perché diciamo, rappresenta una risorsa non solo importante dal punto di vista ambientale dell'ecosistema, ma fondamentale alla vita dell'uomo. Proprio per questo, e la discussione di oggi in che quadro è incardinato, lo Stato nel 2006, il governo, ha formulato una legge che indica alle regioni
il fatto di andare a individuare queste aree di salvaguardia e disciplinare le aree di salvaguardia in modo tale che sia i luoghi, ma soprattutto l'acqua, venga tutelata. La Regione Veneto, così come le altre regioni, recepisce quella legge e approva una legge che dà mandato ai territori, in modo particolare agli enti di bacino, di andare a individuare nello specifico, in modo poi da recepire questa documentazione e quindi determinare le tutele. Quindi la questione di cui stiamo parlando, io non credo sia una questione che ci debba in qualche modo dividere, ma rappresenta un percorso che la Regione Veneto ha fatto, andando a approvare una legge che chiede ai territori di individuare queste aree di tutela. La legge nazionale è del 2006, quindi sono passati ormai molti anni e credo che questi anni siano stati anche necessari per mettere nelle condizioni i territori, le amministrazioni, le imprese in qualche modo ad adeguarsi a un orizzonte che oggi però non può più attendere. Quindi oggi quello che chiede questa mozione è di dare corso a quello che nel 2006 lo Stato, ma successivamente anche la Regione Veneto ha indicato, andando sostanzialmente ad attuare quello che la nostra legislazione regionale prevede. Io credo che in questa fase, dove anche i miei colleghi hanno descritto bene, in cui i territori, anche per favore, contingenti, si stanno interrogando sulla necessità, l'urgenza di concludere questo iter, io credo che la votazione di oggi, se anche una votazione, come dire, larga, sia un segnale chiaro che va ai territori di vicinanza del Consiglio regionale, dell'istituzione regione, per l'apprensione che stanno vivendo rispetto alla tutela di quei luoghi. Credo sia un segnale anche ai nostri uffici, dove il Consiglio regionale, nella sua autorevolezza, indica che questo è un punto importante. E io me lo ricordo e ho apprezzato quando il Presidente Stefani qui ha aperto dicendo che proprio i temi ambientali devono essere al centro dell'azione politica di questo mandato regionale. Ecco, io credo che questa sia un'occasione in cui dimostrare questo principio, anche dando vicinanza ai territori e dando un segnale chiaro ai nostri uffici che su questa procedura prevista da una legge della Regione Veneto, insomma, si vada in porto. Ecco, io vorrei chiudere anche evidenziando un aspetto che riguarda il territorio padovano. Anche la città di Padova, non solo la città di Padova, insieme ai comuni della Saccisica e di Abano Terme, stanno seguendo questa questione proprio perché nel frattempo che noi andiamo a completare l'iter normativo si stanno insediando, la Silva è una dei casi, insomma, il territorio nel frattempo viene, come dire, modificato, infrastrutturato e quindi da qui anche con l'urgenza. Ecco, io chiedo alla Regione, agli uffici e agli assessorati competenti di fare attenzione rispetto a una cosa. Quella procedura di valutazione di impatto ambientale seguita dalla provincia di Venezia, a mio avviso, deve essere presa in carico dalla Regione. Uno, perché il tema è di fondamentale importanza per il nostro territorio, e concludo, Presidente. Due, perché la normativa regionale del 27 maggio del 2024, la numero 12, che all'articolo 9 dice che quando un provvedimento ha effetti che riguardano più province, è la Regione che avoca a sé la procedura di valutazione di impatto ambientale. Grazie. Quindi io credo che questo deve essere un segnale che agganciamo a questa discussione. Grazie. Vicepresidente. Consigliere Dalla Pozza. Grazie Presidente. Solo per ribadire quanto già detto dai colleghi, la Regione, non vedo più l'assessora, eccola qui, sì, la vedo Assessore, la Regione deve fare tutto quello che è possibile in questo momento qui per portare a termine quelle che sono le indicazioni del Consiglio di bacino. Serve anche, Assessore, perché in questo modo si toglie la provincia di Vicenza da un problema che ha in questo momento qui, che è relativo al rilascio dell'autorizzazione alla ditta ad andare avanti con il progetto presentato. L'ente provincia in questo momento è in grande difficoltà perché è stretto tra un'incudine data dal rispetto della norma e un martello dato dalla pressione che le popolazioni attraverso
le determinazioni del Consiglio di bacino hanno dato come chiara indicazione. L'indicazione è talmente chiara che votano a favore ad agosto della deliberazione del Consiglio di bacino i rappresentanti di una popolazione che è praticamente totalitaria rispetto a quella rappresentata nel Consiglio, quindi oltre 800.000 persone rappresentate dai loro sindaci e assessori all'interno di quella assemblea. Serve fare presto perché non è nemmeno corretto nei confronti di chi svolge attività di intrapresa rallentare un'attività che è legale, legittima, ma che è collocata nel posto peggiore tra tutti quelli che potevano essere scelti. Ecco, sullo sviluppo sostenibile, che è l'equilibrio tra quella che è la legittima aspettativa del privato di poter svolgere la propria attività e quello che è invece la richiesta sempre più pressante di tutelare ambientalmente il territorio, la Regione ha un ruolo importante. In questo caso lo ha ancora di più perché è un'attività propria della Regione, quella della individuazione delle aree di salvaguardia. Lo ha ancora di più in un territorio come quello del Vicentino che, diciamolo fuori dai denti, dà da bere a gran parte della Regione. Oggi, dopo quello che è successo a Trissino con il caso Miteni, abbiamo la necessità che ci sia un segnale forte. L'assessore Zecchinato, che sicuramente ha vissuto tutte le problematiche dell'Ovest e della parte del Basso Vicentino, che ha pagato a caro prezzo quelle che sono state scelte sbagliate di pianificazione nel corso degli anni, e lo dico proprio all'assessore Zecchinato perché l'allergia alla pianificazione di questa regione è stata una delle concause di ciò che è avvenuto negli anni, mischiando le attività produttive con le attività con le residenze e con zone che ambientalmente avevano un rilievo da tenere in considerazione. Ecco, l'allergia alla pianificazione deve essere invece una delle cose che ci lasciamo alle spalle. Oggi c'è la possibilità di fare una pianificazione corretta attraverso l'individuazione delle aree di salvaguardia e la Regione deve procedere celermente. Sappiamo che è convocata la CTR nei prossimi giorni, quindi ci aspettiamo che gli esiti della riunione consentano di mettere il Consiglio di bacino Bacchiglione in tranquillità, consentano alla provincia di poter agire con tranquillità anche qui, senza lasciare funzionari con la spada di Damocle pendente magari di richieste di risarcimento danni per aver tardato a rilasciare i pareri. Serve dare una risposta veloce al territorio, anche perché questo poi può aprire la strada a altri territori. Sulla questione delle acque in particolare, lo sappiamo, è diventata una delle sfide maggiori per tutti i territori, quella della salvaguardia dell'oro blu. Ecco, facciamo in modo che questa vicenda, che è abbastanza esemplificativa, abbia un esito che rispecchi quella che è la volontà di coloro che rappresentano i territori all'interno del Consiglio di bacino e che quindi la Regione agisca velocemente attraverso sia le strutture tecniche che attraverso la politica. Quindi chiediamo un impegno forte da parte della Giunta su questo. Grazie. Grazie consigliere Dalla Pozza. Consigliera Ostanel. Grazie Presidente. Questo è un provvedimento, io penso che in quest'Aula dovremmo chiarire, non ha solo come punto di caduta la provincia di Vicenza, ma purtroppo è fortemente impattante rispetto alla provincia di Padova. E guardo l'assessore Venturini, che ovviamente da lì viene, e credo che oggi noi abbiamo l'urgenza in quest'Aula di dire chiaramente che cosa faremo. Quindi al di là della votazione positiva o negativa rispetto alla mozione della collega Luisetto, che ho sottoscritto ovviamente con convinzione, spero che ci sia anche la possibilità di capire concretamente che cosa faremo. Perché già a inizio 2024 noi sappiamo, e abbiamo una relazione ISPRA molto chiara, che a pagina 67, insomma ovviamente credo l'abbia vista Assessore, dice:
L'inquinamento attuale da PFBA può configurarsi quale una potenziale futura minaccia imminente di danno ambientale delle acque sotterranee. Perché dobbiamo ricordare in quest'Aula che non è solo il progetto ex-Safond che oggi mette, in guardia rispetto alla tutela della falda, ma sappiamo bene cos'è accaduto rispetto a Pedemontana e rispetto ai cantieri e agli sversamenti di materiale che, entrando dentro la falda in aree fragili, ha prodotto già nel 2024, con dati alla mano, e non è la consigliera Ostanai che lo dice, nero su bianco una relazione ISPRA che dice è una minaccia imminente e dice anche quali sono le azioni da poter mettere in campo per prevenire già nel 2024 quello che stava accadendo. Allora oggi abbiamo, come dire, una seconda minaccia che arriva nella stessa falda. Cioè io vorrei porre l'attenzione in quest'Aula rispetto al fatto che la falda che serve l'acquedotto di Padova è la stessa che nel 2024 è stata messa, in crisi rispetto a una scelta scellerata di lasciare dei materiali all'interno di un territorio che poi ha, prodotto un potenziale inquinamento, e oggi ex-Safond è una minaccia rispetto ancora a quella falda. Cioè quello che sta accadendo a Vicenza e che abbiamo già visto nella storia di questa regione, oggi sta arrivando a Padova e sappiamo bene che le acque scorrono e che la minaccia di inquinamento delle falde non ci lascia tranquilli mai, in generale, in tutte le province. Noi dobbiamo usare sempre il principio di massima precauzione. E allora sono passati anni e sono passati tanti mesi da quando il Consiglio Bacchiglione, quindi già mesi fa, ha chiesto un intervento celere rispetto a quello che stava accadendo. E sappiamo, oggi abbiamo dovuto portare appunto questa mozione che doveva essere discussa settimane fa, oggi arriviamo a discuterla, immagino perché sappiamo che forse c'è o no una riunione in programma. Bene, benissimo, cioè se abbiamo spinto da dentro, da fuori, i territori, gli amministratori ad agire, benissimo, non sarò io ovviamente a dire che non va bene, ma il tema vero è cosa facciamo in quella riunione, cosa diciamo? Approviamo le aree di salvaguardia come chiesto, con la stessa perimetrazione come chiesto dal Consiglio di Bacino Bacchiglione? Chiediamo ad Acegas APS di installare subito del monitoraggio concreto rispetto alle acque che oggi noi stiamo utilizzando nel territorio di Padova, utilizzando quindi il principio di massima precauzione? Lo possiamo fare da subito e io penso che questo debba essere fatto da questa regione e da questa giunta, cioè dire nel momento in cui io so che c'è una minaccia imminente, so che ci sono dei valori, che è vero sono in linea, no, con quelli almeno per quanto riguarda PFBA e PFBO, per quanto alti siano, sono ancora nella norma, ma noi sappiamo bene, e ce lo dicono tutte le ricerche scientifiche in questo campo, che l'accumulo di queste sostanze nei nostri corpi è pericoloso. Allora il principio di massima precauzione deve essere quello che utilizziamo. Allora io devo dire, non mi basta uscire da quest'Aula con un voto favorevole alla mozione. Ho bisogno di capire concretamente dagli assessori o dall'assessore competente, a seconda se riteniamo, come diceva il collega Dalla Pozza, che sì, è un tema ambientale, ma riguarda anche la pianificazione Concluda per urbanistica. favore. Mi chiedo e ci chiedo se avremo la rassicurazione di quello che accadrà in maniera concreta, perché solo così usciremo da quest'Aula sapendo cosa dire ai cittadini che ci hanno sollecitati. Grazie consigliere Ostanai. Consigliere Sunschke. Esprimiamo la nostra condivisione di questa mozione. Ricordiamo che il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente sono diritti scritti nella Costituzione, quindi non occorre andare a mode a seguire, quindi dovrebbero essere vincolanti in ogni azione che a livello amministrativo, a qualsiasi livello di esplorazione dello Stato, devono essere portate avanti. Nella fattispecie rammento, essendo io il decano, che nel secolo scorso da sindaco affrontai un problema importante, quindi quello delle acque potabili, è una questione estremamente importante che è da tempo in giro e ammetto che è stata sottovalutata. Nel 95 affrontai un inquinamento da atrazina che portò a chiudere l'acquedotto di Santa Lucia di Piave, che era
autonomo, insomma, nel senso che era separazione. Per cui per 2 anni riuscimmo a portare invece che l'acqua con i vigili del fuoco, grazie alla protezione civile, un depuratore in uscita. Quindi il problema è la tutela della salute, questo è fondamentale. Do anche un suggerimento: è vero che ci sono delle aree che nel tempo vennero costruite e danno luogo a un diritto, sarà bene rimodularle quando, perché la storia cambia, il tempo, questo diritto contrasta con le tutele delle risorgive acquifere e di tutte queste zone estremamente vulnerabili, perché una cosa fatta 50 anni fa non può essere trascinata come un diritto che non può essere contestato, perché poi vediamo che siccome hanno una destinazione che al giorno d'oggi non sarebbe compatibile per il grado di, diciamo, non tutela di industrie insalubri, poi vengono acquistate e vengono anche trasformate con indicazioni ben più pericolose. Quindi sarà anche questo da affrontare come momento di valutazione, valutate tutte le questioni legali, per carità, di limitare, di fare un'indagine su tutto il territorio, perché il problema si ripete ovunque, e quindi da questo punto di vista la massima condivisione e lo stimolo a prendere una decisione che vada minimo in quella che sono la conferma degli ambiti di tutela scelti dai territori. Grazie consigliere Sumsky, non ci sono altri interventi, richiede di parlare il consigliere Barbisan. Grazie Presidente, chiedo di sospendere il Consiglio 5 minuti. Prego. Sono contrari? Si mette al voto sta roba? No. Avete condivisione o volete che la mettiamo ai voti? Bene, sospeso. Sospeso 5 minuti. 5 però, eh.
Prego, prendete posto, grazie. Vai, mettiti un po' di pressione che iniziamo. Dai Riccardo. Grazie. Probabilmente hanno concluso.
Bene, prendete posto, grazie. Si inizia il Consiglio. Francesco, hanno finito? Dai, chiamali per favore, dai. Grazie. Allora, siamo nella fase, abbiamo concluso le dichiarazioni di voto. Allora, si sono concluse le dichiarazioni di voto non prima di aver sentito l'intervento finale dell'assessore. Prendete posto per favore. Per favore prendete posto. Aspetta Lisa. Ok, grazie. Consigliere Luisetto prende posto, i vicepresidenti prendono posto, iniziamo. Passo la parola all'assessore Venturini. Prego. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto ci tengo a fare una premessa perché leggendo le note di stampa, sentendo un po' i commenti, sembra che la Regione, la sottoscritta, siamo dei perditempo, che sulla questione stiamo temporeggiando, che la si sta seguendo sì e no, che siamo ignari dei pericoli, che non ci rendiamo conto di quello che possono provocare determinate decisioni che vengono adottate. E allora vorrei sfatare, ecco, in questa premessa e dire che siamo delle persone che cercano di fare il loro dovere con scienza, coscienza, nel senso che approfondiamo, studiamo, siamo sul territorio, ci prepariamo e questa vuole essere la premessa per dirvi che non prendiamo sotto gamba. Ecco, volevo dirlo ai consiglieri di minoranza che non perdono occasione di sottolineare questo aspetto. Volevo sottolineare che nel mio caso non sono neanche 2 mesi che sono assessore e la prima questione che ho preso in mano è proprio stata la questione Silva. Tanto è vero che i sindaci padovani hanno chiesto un incontro e sono stati anche ricevuti e tutto sommato, a parte i sindaci del PD, negli altri sindaci ho trovato collaborazione e fiducia nell'operato della Regione. Dico questo anche perché perché non ci sono, guardate, vengono chieste a più riprese anche che le procedure vengano avocate dalla Regione. In questo caso non ci sono i presupposti per poterlo fare. Anche qui abbiamo chiesto un approfondimento da un punto di vista giuridico, tecnico, se è fattibile. Non è fattibile che la Regione del Veneto avochi a sé le procedure riferite a questo intervento. Ed è giustificato quindi da un punto di vista legale, da un punto di vista giuridico. Non è che siamo degli improvvisati anche qui nel non voler assumere le decisioni. Come la Regione è presente comunque nelle procedure in atto grazie ad ARPAV, ULS, che sono delle emanazioni della Regione. Chiedere poi, consigliere Luisetto, che venga applicato il progetto che è stato presentato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, se voi avete visto e dato lettura alla documentazione presentata, c'è anche un po' di confusione perché si vogliono applicare delle aree di salvaguardia allargata, che significa mettere solo garantire solo un monitoraggio in un'area come quella. Quindi c'è anche un po' di confusione se si va a leggere la documentazione che viene presentata. La mia impressione è che si continui a strumentalizzare questa vicenda
cercando di evocare delle paure senza andare a leggere attentamente la documentazione che viene presentata. Nel continuare a dire fate presto nell'adottare e nell'approvare le aree di salvaguardia, ci sono dei tempi tecnici per poterlo fare. Per favore. Quindi, anche qui, noi facciamo quello che si può fare nei tempi che sono previsti da un punto di vista tecnico per arrivare al risultato. Non siamo dei perditempo, ma vogliamo che le cose vengano fatte per bene e quindi rispettando anche una procedura di natura tecnica. Allora, i cittadini, i comitati, è giusto che mettano in evidenza quelle che sono le perplessità, è giusto che che sollevino le questioni, è giusto anche che alzino la voce, ma è altrettanto corretto da parte dei consiglieri che hanno il dovere di approfondire, di studiare, di verificare da un punto di vista tecnico la fattibilità delle procedure che vengono poste in essere e degli interventi che vengono fatti. Allora, quello che si sta facendo è proseguire nella procedura che andrà a definire e ad approvare le aree di salvaguardia che andranno a interessare quel territorio. Volevo quindi rassicurare che la Regione sta facendo tutto quello che le compete, perché non è che la Regione viene tirata in campo e può fare di tutto, quindi la Regione fa quello che può fare in base alle competenze che le vengono attribuite, sapendo bene che abbiamo un fine, che è quello di tutelare l'ambiente e di tutelare i cittadini. Ora, cosa farà la Regione? Per quanto ci riguarda, abbiamo inviato una nota all'autorità di bacino distrettuale con la quale chiediamo che venga espresso un parere in merito alla procedura che è in atto con riferimento quindi al PAO in provincia di Vicenza, affinché venga presa una posizione e vengono quindi valutate da un punto di vista tecnico. Quello che si può fare lo facciamo col chiaro intento di tutelare il nostro territorio. Quindi la Regione sta facendo la sua parte, non lo sta facendo in ritardo, stiamo dimostrando con i fatti quello che si può fare e andare, consigliere Ostanella, a parlare di creare confusione non si fa altro che dare ai cittadini delle valutazioni e strumentalizzare un caso che non rientra nella fattispecie. Grazie. Allora, riprendiamo la discussione. Consigliere Luisetto, ricordo che chi è già intervenuto ha solo dichiarazione di voto, nella fattispecie consigliere Ostanella. E anche dalla Pozza, mi ricorda il segretario. Prego. A me dispiace sentire questo intervento a parte dell'assessora, perché non c'è stato nessun intento strumentale, anzi, quando noi diciamo che questa questione poteva e doveva essere affrontata prima, lo diciamo perché da 1 anno e mezzo che si presenta una mozione chiedendo alla Regione di prendere in mano la questione delle aree di salvaguardia, e lo diciamo non per sobillare o agitare le persone, anzi nella responsabilità di sapere che abbiamo un territorio che è uno dei bacini acquiferi più grandi d'Europa, che è sottoposto a un rischio oggettivo. Il rischio oggettivo è di un'impresa che legittimamente, ci mancherebbe altro, vuol fare il suo lavoro, ma come ha detto il consigliere Dalla Pozza, lo vuol fare in un territorio delicatissimo, dove la risorsa acqua è fondamentale e riguarda tutto un altro territorio che è quello padovano. Onestamente io non accetto in quest'Aula di sentirmi dire che i sindaci del PD non avrebbero fatto il loro dovere per i propri cittadini. I sindaci sono sindaci e ognuno risponde ai propri cittadini, alle proprie cittadine in coscienza e consapevolezza. E io voglio pensare che tutti i cittadini che hanno incontrato l'assessore, che si sono preoccupati di questa questione, lo abbiano fatto col pensiero
pensiero primo della tutela della salute e dell'acqua del proprio territorio. Non solo lo voglio pensare, sono certa che sia stato così, perché l'esito della votazione del Consiglio di bacino Bacchiglione ne è un esempio. Sindaci di centrodestra e sindaci di centrosinistra hanno detto: c'è un rischio, mettiamoci insieme, andiamo avanti insieme. Allora, se lo spirito è questo, stiamo parlando di tutela del territorio condivisa, altrimenti ci stiamo richiudendo dentro parti politiche e non lo stiamo facendo noi, perché l'ho premesso all'inizio. All'inizio ho detto: questa mozione non vuole essere né una mozione di provocazione né una mozione di forzatura, ma chiedere alla Regione che, secondo, come ha detto anche il vicepresidente Michalizzi, quelle che sono le sue competenze da un punto di vista normativo, ci sia una celerità, si vada avanti con tempi adeguati nell'approvazione di queste aree di salvaguardia da parte di una commissione tecnica che farà il suo autonomo e indipendente lavoro, ma che parte da un presupposto, e cioè che abbiamo enti gestori, Consiglio di bacino Bacchiglione, comuni, persino la soprintendenza che esprime fortissime preoccupazioni. Allora, se neghiamo che ci sia tutto questo e vogliamo dire che l'attività di questa minoranza sia strumentale, lo possiamo fare, ma partiamo col piede sbagliato. L'intenzione nostra era ed è quella di portare a questo Consiglio e a questa Regione la priorità su un territorio delicatissimo e sulla corresponsabilità che tutti ci dobbiamo prendere per garantire un'acqua e un territorio salubre e sano per chi ci vive, che ha già subito quello che ha già subito, non dimentichiamocelo, che ha già subito quello che ha già subito e di fronte al quale paritariamente ci dovremmo mettere in maniera coerente e rispettosa. Io credo che l'intervento non sia stato coerente anche con le parole che ci siamo detti prima e con la condivisione trovata, e mi dispiace moltissimo, perché credo che se lavoriamo insieme si possa portare a casa un risultato, così si fa molta più fatica. Grazie consigliere Luisetto. Passo la parola alla consigliera Martini. Presidente, assessori, consiglieri, a me sono un po' agitata, non perché questo sia è il mio primo intervento, ma per una questione che sta a cuore a tutto il nostro territorio e che ci ha visto impegnati in campagna elettorale su più fronti. Indipendentemente dalle idee politiche che ognuno giustamente porta nel cuore e da come queste idee politiche vengono declinate nei singoli territori, io ho apprezzato l'impegno dei colleghi della parte, diciamo così, di opposizione, di minoranza, così come apprezzo il lavoro che costantemente stanno facendo gli uffici di questa Regione, che hanno avuto dall'assessore Venturini la priorità nel trattare questo delicatissimo argomento che sicuramente negli anni è stato demandato e ha subito notevoli ritardi. Quindi capisco molto bene la situazione e quello che stanno vivendo i consiglieri vicentini soprattutto, e guardo Chiara che prima di essere consigliere è stata anche sindaco, quindi con un'attenzione ancora più particolare a quelli che sono i problemi delle persone che vivono nei nostri territori, e capisco bene anche il sentimento della collega Venturini che sta lavorando da quando è stata eletta a questa particolarità, a questa proposta, a questo progetto. Sta lavorando per far sì che la tutela della salute dei cittadini venga come prima cosa in assoluto. Dopo ci sarà chi più autorevole di me farà un intervento sul cercare di dare un voto unanime a questa mozione che vuole vedere l'impegno di questa amministrazione nel corso di questo nostro lavoro consiliare. Però la mia preghiera è quella proprio di rasserenare gli animi, perché se vogliamo lavorare uniti in casi come questo, dove la priorità diventa la tutela del territorio, in primis la tutela della salute, ma anche quelle che sono le tutele dei diritti di chi vuole costruire e creare economia all'interno del nostro comune, dobbiamo tutti fare un passo indietro e prendere la rincorsa per poter saltare più in alto, esattamente come fa un atleta
di salto in alto. Si fa un passo indietro, si prende una rincorsa diversa e si salta. Ecco, il mio intervento finisce qua. Io ho perfettamente chiaro quello che ho detto durante la campagna elettorale, nell'incontro che c'è stato davanti ad un pubblico che non mi era amico, ma non mi sono mai nascosta di fronte a niente. Qui guardo i vostri occhi, siamo tutte donne e uomini di parola e non intendiamo venire meno alla parola che è stata data. Dobbiamo trovare gli strumenti per cercare di inseguirla e per cercare di votarla per il bene di chi ci ha dato la fiducia. Grazie consigliere Martini. Consigliere Montanariello. Grazie Presidente. Mi permetta anche di ringraziare la collega che mi ha preceduto per l'intervento distensivo e che ha cercato di riportare un po' i legittimi termini del dibattito in aula, anche perché io non ero agitato, ero anche molto tranquillo. Diciamo che dopo l'intervento dell'assessore mi sono dovuto agitare necessariamente, però devo dire che capisco e comprendo l'intervento dell'assessore Venturini, perché se approccio in un'esperienza legislativa di giunta e riesco a balzare sulla cronaca nazionale prima dello stesso Presidente per come stanno andando le cose nei referati che gestisco, e ci mancherebbe anche altro che non sia un po' nervosa l'assessore, no? Ha preceduto addirittura Stefani sulla cronaca nazionale, no? Bando dell'aria, buccia de banana, Olimpiadi, buccia de banana, quindi capisco assessore, però guardi che se lei non è in grado di gestire i suoi referati perché predilige la passerella politica al contenuto, non è attaccando noi che riesce a risolvere i suoi problemi. Assessore Venturini, se la stampa nazionale la critica per come gestisce le partite che è chiamata a gestire, le do un consiglio: non attacchi noi, non siamo noi che pestiamo quella buccia di banana. E quando assessore lei dice, e condivido, che i consiglieri devono approfondire e studiare, io spero che questo consiglio che lei ha dato a noi diventi elemento del suo bagaglio d'assessore prima di passerelle e palchi, così magari verrà in aula meno nervosa e verrà in aula con la serenità di chi non è stata sbattuta sulla stampa nazionale per le figuracce che abbiamo fatto dopo le vostre dichiarazioni, politicamente parlando. Assessore, sto teatrino che ogni volta che uno vi dice qualcosa, no, ma non serve che ce lo dite voi, noi stiamo già lavorando per questo. È una cosa che è morta prima della Prima Repubblica, si aggiorni. Assessore, il mondo è andato avanti. Quando in un'aula di persone per bene si fa una proposta, noi non abbiamo problemi a dire che la cosa l'ha proposta un altro e siamo d'accordo, perché tentiamo di fare l'interesse del nostro territorio con i fatti, non con le arringhe politiche e le spedizioni ideologiche. E quindi, assessore, io spero vivamente che faccia parte del suo bagaglio il consiglio che ha dato a noi, perché, assessore, mi permetta, se noi oggi abbiamo strumentalizzato e strumentalizzeremo, ci permetta di dire che il suo intervento è stato magistrale nella strumentalizzazione, perché uno che dice ho incontrato i sindaci, ma le tutti per me che mi dà ragione, tranne quelli del PD, assessore, ascolti me, io capisco che quando c'è una mancanza di contenuti politici si prova ad attaccare e strumentalizzare, ma sto giro credo che non le sia andata tanto bene, visto che proprio sul suo consiglio i colleghi si sono documentati e le hanno messo in campo degli elementi oggettivi che le portano a dire che ci sono delle preoccupazioni oggettive dei cittadini che non possono essere dissipate dal suo attacco politico. Il suo attacco politico lascia il tempo che trova, assessore. Il suo attacco politico al PD è talmente fragile di fronte a un problema dei cittadini che se poi lei ci viene a dire che vuol fare il bene dei cittadini, le ricordiamo che il bene dei cittadini si fa con i fatti, dialogando con chi rappresenta i territori, e siccome grazie a Dio c'è ancora una democrazia, dovete prendere atto che i territori non li potete rappresentare tutti voi, perché da quest'altra parte c'è un terzo dell'aula che li rappresenta come voi, e se pongono un tema va bene smontarlo nei contenuti e io la ringrazio ogni volta che lei lo farà, ma non accetto che lei lo smonta dicendo perché i sindaci del PD non sono stati d'accordo. Allora sa cosa le dico? Che il problema tra il PD e il suo partito è che noi abbiamo ancora sindaci che non possono essere d'accordo, voi non avete più neanche quelli.
nel suo partito. E quindi non accettiamo lezioni di democrazia da lei o attacchi senza motivo a un partito che viene qua con una proposta concreta. Ci dice ce la smonta tecnicamente, non politicamente. Siamo lautamente pagati per entrare nel merito delle vicende, non per tagliare i nastri e fare passerelle, anche quello ma dopo. Non è per lei, dico a carattere generale. Allora, Assessore, io le faccio una richiesta. Lei ha detto che non siete degli sprovveduti, non ho dubbi. Concluda, consigliere. Non lo siamo neanche noi. Su questi punti non ci attacchiamo. Troviamo una mediazione, perché se è vero che voi non siete degli sprovveduti, è anche vero che non lo siamo neanche noi. E vedere una persona mite come la Luisetto, che viene attaccata in quel modo, mi fa pensare che forse dovremmo chiederci chi sono quelli veramente sprovveduti quando si parla di temi concreti. Grazie, consigliere. Consigliere Cunegato, per dichiarazione di voto. Per fatto personale, scusa consigliere. Sì, sì, per fatto personale del consigliere Stanelli. Prego. Mi riprono. Grazie Presidente. 6 per fatto personale, perché l'assessore Venturini ha lasciato a verbale 2 frasi che ritengo appunto intacchino la mia condotta personale all'interno di quest'Aula. Dire che il mio intervento era nell'ordine di strumentalizzare un fatto così pesante, penso che in quest'Aula non si possa dire, in particolare in veste di assessore, voglio dire, fossimo consiglieri probabilmente ci sarebbe una dialettica, invece in questo caso lei è in una posizione di governo e quindi pensare che il lavoro qui dentro di un consigliere sia strumentalizzare una faccenda importante penso sia davvero grave. E la seconda frase che poi ho chiesto di verifica verbale è il fatto che ha detto che il Consiglio del Bacchiglione ha lavorato con confusione, cioè dire a dei sindaci che hanno lavorato all'interno di un contesto per portare l'attenzione a questa regione di un fatto importante, ecco, anche questo credo sia un qualcosa che dobbiamo verificare, perché nel caso spero andrebbe tolto dal verbale, perché lasciare una dichiarazione di questo tipo, insomma, è un fatto politico importante, quindi se non lo vuole togliere, voglio dire, vuol dire che lei pensa davvero che alcuni sindaci abbiano lavorato con confusione e forse anche strumentalizzando una questione, ecco. Poi ci chiarirà, se no toglieremo dal verbale, spero, quella frase. Grazie consigliere. Consigliere Cunegato, per dichiarazione di voto 3 minuti. Sì, anch'io voglio commentare proprio questa parola dell'assessore, cioè strumentalizzazione. Io credo che veramente sia un'offesa, perché lei prima ha detto ringraziamo i comitati. Ecco, li ringrazio anch'io, il comitato Tuteliamo la Salute, perché forse senza questi cittadini non saremmo qui a parlare di questa cosa. Cioè, una protesta che è nata dal basso ed è nata da persone che invece studiano, che si informano e che sono stati capaci di creare una grande attenzione. Quindi il comitato non ha strumentalizzato, non hanno strumentalizzato i sindaci, perché 76 sindaci su 78 del bacino hanno votato per le aree di salvaguardia in agosto. E non stiamo strumentalizzando nemmeno noi, perché noi stiamo facendo esattamente quello che ci chiedono i cittadini e che ci chiedono i sindaci. Abbiamo chiesto con questa mozione, poi c'è stato un dibattito filologico nell'accordo veloce, nella circostanza, ma la questione è semplicissima. La questione è che bisogna fare prima possibile, perché questo ce lo chiedono i cittadini, questo ce lo chiedono i sindaci, ma questo ce lo chiedono anche, come ha detto prima Dalla Pozza, ce lo chiede la provincia, è chiaro, perché la provincia è lì che deve decidere se concedere o no la via, e è in una difficoltà, si è trovato in un'impasse giuridica, perché da una parte c'è stata questi sindaci che hanno identificato l'area, ma c'è questo tema per cui la regione deve approvarla, no? Quindi di fatto io non vedo quale sia lo scandalo di quello che è emerso nel dibattito e non vedo quale sia lo scandalo del messaggio di questa mozione, perché questa mozione in maniera chiarissima chiede semplicemente di fare il più veloce possibile quello che è importante fare perché questo progetto si blocchi. Quindi non c'è nessuna strumentalizzazione, noi stiamo tra l'altro a fianco di questo comitato da quando è nato, ecco, anche questo voglio ribadirlo, non è che ci siamo improvvisati adesso, abbiamo accompagnato il comitato, siamo scesi in piazza con il comitato, la nostra
la nostra deputata europea Guarda ha portato una petizione su questo tema in Europa, quindi non c'è strumentalizzazione, ma c'è un lavoro politico che parte dal basso, un lavoro politico che poi emerge nella scelta dei sindaci e un lavoro politico importante che sta facendo l'opposizione, che in quest'Aula chiede semplicemente a chi governa la Regione che questo iter venga portato avanti nella maniera più veloce possibile. Grazie. Prego. Consigliere Barbisan. No, tu puoi fare l'intervento da 5 minuti, non sei mai intervenuto. Grazie Presidente, ho ascoltato un dibattito dai toni un po' accesi, pur avendo proprio io chiesto la sospensione dei lavori per trovare una ricomposizione su questo tema. Tema preminente il tema della salute, che non dovrebbe vederci divisi e sul quale non credo ci siano strumentalizzazioni da parte di nessun consigliere regionale. Credo nella buona fede di tutti i consiglieri regionali quando pongono temi così centrali, perché noi possiamo dibattere di molte cose, della politica, della storia, dell'autonomia. Sul tema della salute non sono ammesse strumentalizzazioni, credo che lo abbiano dimostrato sia i proponenti, sia i colleghi del mio gruppo e degli altri gruppi di maggioranza, che si sono subito accorti che il tema era un tema importante specialmente per 2 province del nostro Veneto, ma un tema che, insomma, voglio dire, ci ha messo, insomma, nelle cronache come regione per tanto tempo. Quindi abbiamo lavorato in serenità per la riproposizione di un diverso impegno da parte della Giunta regionale che rispettasse le indicazioni politiche dei proponenti e che però, diciamo, permettesse anche alla Giunta di accettarlo, perché non sentisse qualcuno che volesse appunto sconfinare nei poteri di governo. Quindi io ho presentato insieme ai colleghi, ad alcuni colleghi capigruppo, e non so se poi tutti vogliono mettere la firma, un emendamento che è presso il dottor Giachetti, e spero che la consigliera Luisetto lo voglia controfirmare, consentendone poi alla discussione e alla votazione. Credo che su questi temi, nonostante quello che sia stata, diciamo, l'incandescenza del dibattito, possiamo dimostrare ai veneti che su certe tematiche siamo capaci di confrontarci con razionalità, con impegno e senza divisioni politiche. Grazie. Grazie consigliere Barbisan. Consigliere Borgia, per favore. Buongiorno a tutti. Ritengo che in un'assise come questa così importante serva anche un momento di condivisione, anzi è auspicabile un momento di condivisione. Sappiamo come il grande tema della salute pubblica interessi tutti quanti, e non credo che la collega Luisetto abbia fatto questa mozione per strumentalizzare questa materia, anzi, ed è proprio per questo che tra capigruppo, ma anche con i colleghi del mio gruppo, abbiamo cercato di trovare, no, una posizione di mediazione per cercare di dare il nostro contributo fattivo, anche perché chi dei nostri consiglieri è interessato e abita quelle zone e quei territori sa quanto questo sia un tema delicato, e quando ci sono temi così importanti, così delicati, la politica deve essere messa da parte e ci deve essere buon senso. Su temi come questi troverete il gruppo di Fratelli d'Italia sempre disponibile al confronto, al dialogo, all'ascolto, perché il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Per cui non solo sottoscrivo l'emendamento del collega Barbisan, ma tutto il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia sottoscriverà questo emendamento. Spero che
il consigliere Luisetto possa, come dire, accettare questo emendamento e si possa condividere questa mozione, così che tutta l'Aula possa in modo unanime chiedere che questa mozione possa essere portata all'attenzione e si possa proseguire con l'iter. Grazie consigliere Borgia. Consigliere Maltauro, o segretario Maltauro. No, consigliere, Presidente, è più che sufficiente. Sì, colleghi, Presidente, grazie per la parola. Sottoscrivo anch'io l'emendamento proposto dai colleghi capigruppo e lo sottoscrivo perché sono convinto di un aspetto, che l'apporto corale del Consiglio regionale su questioni così serie sia un apporto fondamentale ed è ancor più efficace, più importante, quando questo trova in seno alla sua trasversalità un afflato unitario. Il Consiglio regionale rappresenta 5 milioni di veneti. Qui sono seduti coloro che rappresentano decine e centinaia, migliaia di cittadini. È legittimo che i consiglieri regionali, che i gruppi consigliari si occupino con attenzione e precisione delle legittime necessità, esigenze, aspirazioni e, perché no, preoccupazioni della cittadinanza. È naturale, è la politica. Io, da consigliere regionale vicentino, vi posso condividere, cari colleghi, che in quell'area c'è una legittima preoccupazione. È naturale. Quando si tocca un bene fondamentale, strutturale, principale della vita come la salute, è evidente che la preoccupazione possa essere diffusa tra i nostri cittadini, tra le nostre famiglie, tra le nostre amministrazioni locali. Io, da consigliere regionale, prima da candidato al Consiglio regionale, ho incontrato le amministrazioni locali dell'area interessata, ho incontrato appositamente a Palazzo Trissino come consigliere comunale della città capoluogo di Vicenza il comitato che porta avanti questa partita e ne ho ascoltato con debita attenzione e trasporto autentico le sollecitazioni. Vi posso garantire che sono preoccupazioni legittime, così come vi posso garantire, scusate, e lo dico anche da vice segretario, presidente anche del partito che in quest'Aula rappresento come consigliere vedi che c'era la regionale, parola segretario, mi sembrava. vice segretario, Scusa, per smorzare i toni, dai, consigliere via. regionale di Forza Italia, vi posso garantire che abbiamo nell'esecutivo come partito un assessore che in queste prime settimane, in questi primi mesi si sta impegnando, e chi la conosce lo sa, con un'energia, una preparazione e una precisione da sottolineare. È una garanzia che vi condivido, colleghi. Così come vi garantisco, e lo dico anche da consigliere regionale vicentino, che il rapporto e il valore portato anche dai colleghi dell'opposizione per noi rimane un elemento imprescindibile, un valore da riconoscere, uno spunto da recepire, un elemento da considerare. Noi siamo consiglieri regionali, in quest'Aula portiamo le preoccupazioni della nostra cittadinanza e lo facciamo con il rispetto di tutti. Pertanto ecco la garanzia che ci stiamo mettendo tutto l'impegno, che il nostro assessore Venturini, e lo ha ribadito, sta lavorando intensamente e in modo prioritario su questo fronte, che vi dico che siamo assolutamente convinti come Forza Italia di portare avanti l'emendamento proposto dai colleghi e di metterci anche noi tutta la disponibilità nell'ascoltare gli spunti che provengono. Con il rispetto però, collega Montanariello, che la strumentalizzazione politica non sia da una parte e neanche dall'altra. Sulla stampa abbiamo letto alcune considerazioni, in campagna elettorale abbiamo sentito alcune speculazioni. È sempre facile dalla parte di chi non governa avanzare dell'invettiva anche confusionaria. Ora noi siamo nell'esecutivo come Forza Italia, dopo 5 anni che non eravamo rappresentati, ci siamo con un assessore preparato, di esperienza, che ha fatto amministratore locale e siamo pronti a lavorare, senza problemi, nell'interesse del territorio. Punto. Grazie consigliere Maltauro. Consigliere Sumschi per dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Consigliere Montanariello, se chiedi la parola, se no. Basta. Devo dire che
non possiamo fare dichiarazione di voto quando sento che avete tutti approvato un emendamento di cui non abbiamo conoscenza, perché siamo stati tagliati fuori. Allora, piaccia o meno, qui rappresentiamo 100.000 cittadini, quindi esigiamo rispetto, se ce ne avete, per favore. E qui abbiamo un consigliere regionale vicentino dell'area, quindi proviene da quei territori. Poi secondariamente, cara Assessore, mi pare che la sua risposta sia stata un attimino fuori misura di fronte a un'osservazione che riguarda un problema reale, che per quanto ci riguarda non è stata strumentalizzata, né ci sembra che sia andata fuori dai normali toni che ci possono essere in un confronto politico quando si sollevano problematiche del territorio. Per cui finché non avremo coscienza di cos'è questo emendamento, noi non votiamo. No, scusi, per chiarezza, siamo tutti neofiti. Il consigliere Sumsky aveva dichiarazione di voto perché era già intervenuto. Ma lo possiamo bonificare, penso sia tutti d'accordo, se voleva fare la dichiarazione di voto la fa dopo l'emendamento. Non è che la dichiarazione è al buio, consigliere. Quindi adesso facciamo così, se qualcuno vuole fare dichiarazione di voto, cosa succede? Tranquilli. Lo stavo dicendo adesso, se qualcuno vuole fare dichiarazione di voto lo facciamo dopo la presentazione dell'emendamento. Quindi chi presenta l'emendamento? Ci serve un sacco di iscritti, ma suggerirei di presentare l'emendamento. Se qualcuno si disiscrive, no, ce ne sono tanti, ancora di più. Consigliere Manildo, presentiamo un emendamento, poi interveniamo. Vi chiedo sta cortesia, se no stiamo qua all'infinito a girare attorno al problema. Fermi un attimo. Allora, consigliere Sumsky, se ha la cortesia di cancellare la sua iscrizione e poi gli riconosciamo la facoltà di intervenire per la dichiarazione di voto. Il consigliere Riccardo Barbizan presenta l'emendamento e poi si va alla dichiarazione di voto. Prego. Grazie Presidente. Allora, diciamo che i premesse considerato restano i medesimi. Nell'impegno per la Giunta regionale, al primo punto si sostituisce la prima proposizione con a proseguire in tempi tempestivi e adeguati, scusate perché è ricambiato anche, è cambiato negli ultimi secondi, a proseguire in tempi tempestivi e adeguati alla circostanza in esame l'attività istruttoria per l'approvazione delle aree di salvaguardia, percorrendo la proposta tecnica elaborata dal Consiglio di bacino territorialmente competente. Grazie. Allora, scusate un attimo, io devo chiudere la discussione generale e poi passare alla votazione dell'emendamento. C'è qualcuno che vuole inserirsi nella discussione generale? Consigliere Manildo, prego. Sì, prego. Siamo in discussione generale prima dell'emendamento. Sì, discussione generale, mi illumino d'immenso, cioè proprio pochissime righe. Per favore. Devo dire che mi ha molto colpito per i toni e il contenuto l'intervento dell'assessore Venturini, perché sembrava stesse giocando un'altra partita rispetto a quello che stavamo parlando in aula, quindi penso che poi ci sarà modo di capire, poi gli interventi successivi sono invece stati tutti centrati sul tema. È stato valorizzato il lavoro dei sindaci, delle autorità d'ambito e è stato chiarito, mi ha fatto molto piacere che tutte le parti hanno chiarito che l'iniziativa politica era assolutamente a tutela di un diritto fondamentale e in alcun modo strumentale, e quindi penso che abbiamo dato prova di quello che è stato enunciato tante volte come principio che vogliamo sia la linea guida di questa legislatura, la centralità del Consiglio. Quindi ringrazio anche i consiglieri di maggioranza con i quali si è riusciti a trovare una linea per la tutela di diritti fondamentali dei cittadini, e penso che questo possa veramente inaugurare un modo diverso di lavorare. Noi tutti viviamo questa legislatura, questo servizio come
qualcosa di molto alto e molto importante e penso che con la discussione alta che dà risposte ai cittadini lo dimostriamo ogni giorno. Grazie consigliere Manildo. Consigliere Bevilacqua. Grazie Presidente, sarò velocissima. Solo per dire che naturalmente condivido in pieno l'intervento del consigliere Morena Martini, arriviamo da quel territorio, sono promesse fatte in campagna elettorale, ma personalmente da ex sindaco di Arzignano, una delle zone diciamo colpite dell'Ovest appunto vicentino, dico che abbiamo vissuto l'emergenza FAS in tutti questi anni e proprio anche la settimana scorsa abbiamo lavorato in questi anni insieme al gestore idrico proprio per portare acqua no FAS in tutte le case dei nostri cittadini. Vi dico solo che sono stati attivati filtri a carboni attivi che distribuiscono 3,4 miliardi di litri d'acqua all'anno, proprio per acqua pulita in tutti i rubinetti delle nostre case. Quindi da parte nostra c'è molta attenzione sul tema. Capisco poi, naturalmente ringrazio l'assessorato per il lavoro che sta facendo, perché capiamo che c'è una parte tecnica che naturalmente deve seguire la sua istruttoria e so che comunque l'assessore ha ricevuto appunto tutti i sindaci, quindi ci sta lavorando. Però ci tenevo a sottolineare che l'attenzione è davvero alta da parte, credo, di questo Consiglio e quindi sottoscrivo l'emendamento che è stato presentato dal capogruppo proprio e credo e spero che questo Consiglio potrà trovare con anche l'emendamento un punto di incontro per la tutela appunto dei nostri cittadini. Grazie. Grazie consigliere Bevilacqua. Vicepresidente Rucco. Grazie Presidente, scusate se intervengo ma penso che sia un atto dovuto, sono stato Presidente della provincia di Vicenza per molti anni, in questo momento è Presidente Andrea Nardin che sta seguendo ora per ora gli sviluppi legati naturalmente alla vicenda. Quindi massima attenzione da parte dell'amministrazione provinciale, questo ci tengo a dirlo, dove vige una commissione VIA che sta facendo valutazioni serie, puntuali, che si confronta con i tecnici, perché c'è una parte politica e c'è una parte tecnica. La cosa che abbiamo chiesto prima anche rispetto all'emendamento è che ci fosse questa distinzione in maniera netta. È chiaro che l'assessorato deve fare il suo percorso dal punto di vista tecnico, dal punto di vista politico massima attenzione all'emendamento, ringrazio anche la consigliera Luisetto perché è venuta incontro anche alle nostre richieste di maggioranza, questo dimostra che c'è la volontà di lavorare per il nostro territorio. Attenzione, questo lo dico, che durante la campagna elettorale, come spesso accade, è inutile dirlo, le strumentalizzazioni, le speculazioni politiche ci sono, ora sta a noi governare e dare risposte ai cittadini, non dimentichiamo che gli amministratori comunali, i sindaci, e molti di noi lo sono stati, rispondono ai cittadini e hanno preso una posizione ben chiara sul punto. Grazie. Grazie Vicepresidente Rucco. Allora adesso come... Prego. Pigia. Assessore Venturini, prego. Visto che sono stata chiamata più volte in causa, è uscito il consigliere Manildo. Sì, solo per dire al consigliere Manildo, ecco, che non è questione di intervenire in maniera, come posso dire, irruenta, ma è questione che sto seguendo da 1 mese e mezzo la vicenda, la sto seguendo nel dettaglio e quindi mi piacerebbe che fosse garantita una narrazione che tenga conto dei fatti e non che venga riportata una narrazione dove risulta una regione perditempo, perché queste sono le dichiarazioni che vengono rilasciate. Allora questa per me è un'occasione per rassicurare i cittadini, perché parlo direttamente anche a loro, che la Regione, l'assessorato, gli uffici regionali stanno lavorando per seguire questa vicenda nell'ambito delle proprie competenze, con un occhio di attenzione, perché nel territorio vicentino in questo 1 mese e mezzo ci sono stata più volte, perché ho incontrato le persone, ho incontrato gli amministratori,
ho studiato la documentazione e quindi della questione ho dei dettagli che mi permettono di ricostruire un quadro dove posso dire che c'è grande impegno da parte della Regione, proprio perché il fine ultimo è quello della tutela dell'ambiente e della tutela dei cittadini, soprattutto in quell'area dove c'è vulnerabilità, dove i cittadini hanno già vissuto delle vicende dove sono stati colpiti e a maggior ragione da parte mia c'è attenzione per quel territorio, quindi non c'è assolutamente leggerezza in quello che si fa. Dico al consigliere Cunegato, io non ho detto che i comitati hanno strumentalizzato, io ho detto anzi i cittadini fanno bene anche ad alzare la voce, cioè la registrazione, ad alzare la voce per esprimere le preoccupazioni, perché i cittadini hanno diritto di manifestare il loro stato d'animo e noi abbiamo il dovere di rassicurare, di dire loro quello che esattamente stiamo facendo. Noi stiamo operando perché si arrivi a definire in base all'iter procedurale, con i tempi naturalmente che saranno adeguati, quelle che sono le aree di salvaguardia del quel territorio e stiamo naturalmente tenendo conto di tutti gli elementi. Quindi su questo io vi voglio rassicurare, che non siamo appunto persone che non seguono quello che accade sul territorio. Mi permetto poi anche di aggiungere che sulle cronache nazionali magari ci finisce il consigliere Montanariello con il cuscino dove appunto facciamo la figura delle macchiette. Concluda, Assessore. Ecco appunto, io invece Grazie. vorrei far presente che quello che noi facciamo è supportato da un punto di vista tecnico e politico e quello noi cerchiamo di condividere con voi e con il territorio. Grazie molte, Assessore. Scusate, un attimo di attenzione. Se siete d'accordo, non avete obiezioni, io metterei al voto l'emendamento proceduralmente, dopodiché chi ritiene può fare la dichiarazione di voto sul documento finale da votare. Certo, è accettato. Metto in votazione l'emendamento 01, mi dicono che. Fate attenzione, vi lascio un po' di tempo in più. Forza. Sto per chiudere. Chiudo. L'emendamento è approvato con 47 voti. Adesso, chi ritiene dichiarazioni di voto sulla votazione del documento finale. Prego. Luisetto, consigliera Luisetto. Grazie Presidente. La mite consigliera Luisetto, come mi ha definito il consigliere Montanariello oggi. Allora, l'intervento è per dire questo, è stato fatto un lavoro di condivisione e ho apprezzato gli interventi dei capogruppo perché quando abbiamo presentato questa mozione lo abbiamo fatto tra l'altro tra due province, lo abbiamo fatto nella consapevolezza che c'è una questione che riguarda moltissimi cittadini e cittadine dei quali ci dobbiamo occupare e lo dobbiamo fare con serietà. Il richiamo alla tempestività, il rispetto degli organismi, degli enti, dei cittadini contenuto in questa mozione io credo parli da solo e credo anche che sia stato importante da parte di chi mi ha preceduto prendere le distanze da alcune affermazioni che ho sentito in quest'Aula oggi e che non possiamo che stigmatizzare. È vero che la narrazione deve tenere conto dei fatti ed è il motivo per cui da 1 anno e mezzo chiediamo che venga posto all'ordine del giorno, lo avevamo chiesto al passato Consiglio, certamente non è responsabilità di questo, però è importante che si capisca che nel tempo abbiamo creduto fondamentale portare all'attenzione di questa Regione la centralità di questo tema, di questo territorio, del bisogno di questi cittadini di avere risposte chiare sulla tutela dell'acqua e sulla tutela del territorio in cui vivono, che ha le fragilità che abbiamo elencato prima. Ed è per questo che il rispetto dei sindaci riuniti nel Consiglio di Bacino Bacchiglione, il rispetto degli enti fino alla sovrintendenza che ha posto i suoi rilievi è qualcosa che ci deve vedere accomunati e che quindi non ci permette di accettare affermazioni contrarie. Io capisco benissimo quando si tiene al proprio lavoro e si vuole farlo al meglio e capisco anche che gli incontri di queste settimane sono stati importantissimi.
Cerco di andare oltre alle affermazioni che ho sentito, perché credo che una prova di maturità di quest'Aula sia dirsi che, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, fare il prima possibile sia importante, nel rispetto delle competenze tecniche e di quelle politiche. Ma la Regione può fare il prima possibile e deve farlo. E io spero che si vada oltre anche a cose che oggi abbiamo sentito, che vengano superate dalla maturità dell'Aula, le dichiarazioni dei singoli. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Lovat. Allora, la mozione che noi abbiamo appoggiato fin dalla prima dichiarazione chiedeva nel titolo di ascoltare i territori, e io voglio sottolineare che il territorio vicentino sta urlando dal punto di vista della tematica ambientale, per cui se nell'esporre le istanze c'è una certa sollecitudine e si richiede una risposta immediata, lo si fa proprio perché incontriamo quotidianamente le persone, c'è allarme anche al punto 9 dell'ordine del giorno, c'è la tematica dei PFAS che ritorna per la pedemontana, per cui dovete capire che ci sia anche una componente di concitazione. Noi ribadiamo la dichiarazione di voto favorevole, lo era la mozione, siamo favorevoli anche all'emendamento che è stato preso nei nostri confronti però in contumacia. Io riconosco, noi forse paghiamo lo scotto del noviziato, lo ammetto, però almeno la minima correttezza di chiamare Riccardo Szumski prima sarebbe stata gradita, perché, ripeto, da ultimi arrivati, io mi metto ultimo degli ultimi, vedo la sospensione di 5 minuti e che poi dura 30 minuti, oltre a farmi considerare che l'unità temporale è percepita diversamente, mi fa pensare che anche i 5 anni per l'autonomia debbano essere 30 anni, ribadisco che nelle modalità noi ci dobbiamo adeguare, dobbiamo imparare, siamo gli ultimi arrivati, però giustamente rappresentiamo il 5% della popolazione veneta e meritiamo di almeno quel 5% di rispetto. Grazie consigliere Lovat. Ho l'obbligo di ricordarle, ma in maniera, intanto io sono più neofita di tutti qua, è noto questo. Sono appena arrivato. No, ma sul serio sono più neofita di tutti, però vorrei ricordarle che non è una mancanza di rispetto nei vostri confronti. La riunione sull'emendamento l'hanno fatta i firmatari, quindi non c'è stata assolutamente mancanza di rispetto. Consigliera, anche qui facciamo un'eccezione perché oggi siamo alla giornata delle eccezioni, Ostanel, se ritira la richiesta sarebbe... Ma adesso un minuto però, Grazie Presidente, ci tenevo solo a intanto ringraziare i capigruppo Barbisan Borgia per aver preso in parola in quest'Aula e per riportare anche l'attenzione sui contenuti di questa mozione e soprattutto per ribadire il fatto che il voto di Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche sarà favorevole, in particolare perché nell'emendamento, anche se all'ultimo minuto, è stato inserito la parola tempestivi. Perché anche qui nelle parole c'è dietro un contenuto. Dire adeguati è un conto, dire tempestivi e adeguati è un altro. C'è un impegno chiaro a rendere velocità, no? Perché nessuno pensa che qui ci siano dei perditempo, ma che pensano invece che la tempestività quando si tratta di precauzione sia la prima cosa da fare. Quindi il voto è favorevole in particolare perché grazie anche al lavoro dei capigruppo è stata inserita anche questa parola che ha un significato. Grazie. Consigliere Luisetto. Dai. Consigliere Maltauro e poi passiamo al voto se siete d'accordo. Sì, Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole al provvedimento così emendato. Dispiace che una questione così seria, complessa, particolare sia stato teatro di surriscaldamento nel confronto assembleare e a tratti anche di reciproco disconoscimento. Io annuncio il voto favorevole come Vicepresidente del gruppo di Forza Italia, ribadendo tutto il nostro impegno come forza politica in seno alla Regione Veneto a fare bene e a fare presto. È un tema che consideriamo importante e che attenzioniamo, come c'è scritto, in modo tempestivo e con il massimo grado di priorità. Lo facciamo consapevoli del valore del nostro assessore in giunta
E lo facciamo ribadendo un altro valore che ci tengo a specificare con voi, cari colleghi, che è il valore di quest'Aula, che è sovrana, che merita tutta l'attenzione e la considerazione del caso, in tutte le forze rappresentate nella medesima. E ribadendo questi due aspetti, allora, Presidente, che il nostro voto sarà certamente a favore. Bene, questa è una bella notizia. No, beh, se diceva voto contrario non era una bella notizia. Allora, scusate, cerco anche di stemperare ormai. Allora, consigliere Montanariello non vota? Ah, beh, può farlo al posto però, dai. Cioè, facciamo il voto indifferito adesso. Dai, no, scusate, ma per favore. Allora, io passerei all'apertura della votazione e alla votazione. Prego. Appunto. Avete votato tutti? Qualcuno ha problemi? Per favore, consigliere Galliano ha un problema? Altri problemi? Tutti abbiamo problemi, parlo di votazione. Ok, abbiamo recuperato anche l'ultimo voto, votazione chiusa e il provvedimento passa con 46 voti. Prego. Te ho fatto mezza campagna, mia te, sta buono. È un altro cunegato che si è fatto la campagna con me. Vabbè, torniamo seri. Allora vi vorrei fare una proposta. Noi abbiamo, ascoltate che poi vi perdete, no è meglio, vi perdete nella programmazione. Allora, noi adesso abbiamo una conferenza dei capigruppo al volo, semplicemente per la programmazione dei consigli rispetto ai provvedimenti importanti che la Giunta sta mandando. Poi c'era un ufficio di presidenza, ma quello è più diciamo, affar nostro nel farlo. Io riprenderei, visto l'orario, 14.45, vi può andare bene? 14.45. Volete fare prima? 14.30? 14.30? Bene, 14.30, allora capigruppo, e chiederei anche i presidenti di commissione se passiamo subito in conferenza di capigruppo e la facciamo veloce. Grazie.